aspettimi, Fabio! Ai, che male! Che male, ah, ma ti capito, però stai attento, non ti sei andato a saltare il canceo col cartello attenti al cane. Pensavo che fosse finto, no? C'è tanta gente che lo mette così, tanto per fare paura ai ladri, no? E invece il can che c'era. Ti hai rubato qualcosa al manco? Sì, un vasetto di ciappi. Per quello il can si è incassato. Sì, ma te l'ho detto. Perché bisogna informarsi prima di andare su un posto. Se che sei il can, se non che sei un sistema d'allarme. E non c'è più che prendere con camidani. C'è bisogno che siamo un'organizzazione. Noi altri che siamo in sto settore da tanti anni, che abbiamo da essere un esempio per i giovani. Non so, ho sempre detto, bisogneria che creasse una scuola adeguata per preparare i giovani al mondo del lavoro, se è vero? Che bella idea, una scuola! Oh, dammi da accendere. Buongiorno, in piedi. Disgraziati per il tempo, buoni a nulla. Oh, ma chi sei questo qua? Adesso è il professor. Silenzio, facciamo l'appello. Candiani. Zero in bara che l'ora. Marangon. Non ho visto niente, giuro. Bravi, un buon inizio, sempre avere un alibi. Oh, ma sei il professore sto qua. Professore, quando è che ci porta a fare un po' di pratica per strada? È ancora presto. Dovete studiare, approfondire e applicarvi, perché ricordatevi che questo è un mestiere serio e il mondo del lavoro è una cosa seria. Professore, e dove lo facciamo quest'anno l'esame di fine anno? L'esame quest'anno lo facciamo o in un ufficio postale o in una banca. Ah bello, che figata, mi spero andare in banca, mi spero. Adesso pensiamo a studiare. Aprite il libro dei furti a pagina 23. Quiz, leggiamo a voce alta. Scegli il metodo migliore per derubare un'anziana che ha appena ritirato la pensione. Ma è difficile. 1. Ti offri di aiutarla ad attraversare la strada e intanto le sfili il portafoglio dalla borsetta. 2. La pedini fino a casa, poi suoni il campanello e con una scusa entri. 3. Ti tiri subito una tonfa sopra e testa e ti scampi via qua borsetta. Professore, io risposta numero 3, che tiro subito una tonfa sopra e testa. Bravo, perché perde tanto tempo a pedinarlo a attraversare la strada? Tanto non ti dice mica grazie. E tutto deve essere rapido, veloce e indolore. Rapido e veloce va bene, indolore non serve. Ti ha visto che non serve? Io sapevo che risposta mia esatto, cosa ti parli? Dai, basta, muovi a far casino adesso. Compito per casa. Tema: la rapina ad una gioielleria. Scegli 2 metodi migliori, o di giorno o di notte, per portare a segno il colpo. Mi raccomando, per domani fatevi aiutare da un complice. Ho capito, per domani ora. Che panea! È finito! Ah, sei l'intervallo, professore! No, se finito allora. A proposito, prima che ne via, portai skate. Che skate? Oh, che skate? Skate, a retta scolastica, 100 euro a testa, dai, forza, fuori skate. 100 euro? Ma che scuola sei? Se scuola è privata, se è a riforma, mi non so niente, parla con Moratti. Moratti? Dai, forza, fuori Moratti, quello dell'Inter. Sarà io, non so. Ah, per cui la scuola va male. Dai, forza, fuori skate. 100 euro. 100 euro, dai. No, ascoltami, non ho 100 euro, ti davo un'autoradio rubata. L'importante è che ti dai skate, dai, forza, fuori 100 euro da prestarmi, ma ti vuol dire che non ti vai in giro con 100 euro? Ma che caia, oh.
E ora non è niente, fuori scherzi, cosa faccio? Non fa niente. Ma professore, ma che scuola sei? Sei una scuola tipo il CEPU? Sì, il cepu, dai, fuori Ah, e scherzi. ora facciamo 6 esami in 6 mesi? Ah, guarda, quanti esami che ti vuoi? Ti basta che ti paghi e mi te faccio tutti gli esami che ti vuoi. Professor, ma perché Vieris è sempre assente? E se via coi veine. Ah, Dai, fuori professore, scherzi. perché Del Piero non viene mai? E se calparla con io sei. Non stammi a toccare che ti spago a testa tocchi. Tocchi, vezzo! No, ma è il nostro tutor. E ora fa tutoreo, professore! In effetti, guarda, ti dirò, il professor Sevilla a fare i corsi di aggiornamento, che so qua a sostituirlo. 100 euro, figlio, a testa, mi dispiace. Sì, D'altra professore. parte, so Sì, video, professore. so No, sì, video, video. mi dispiace. Quelle pagachine danno, arriviamo neanche a fine mese. Come faccio a mi tirare avanti fine mese qui scheine da? Dai, forza, Ti sei- forza, il video, ti Faccio sei- il video, mondo bueo. Madonna, il video, sì, un video, non ti ne freghi, scherzi! No, te frego, scherzi, i corsi di aggiornamento. Mondo bueo, faccio il video, ora paga da miseria un direttore a col cervello, ma la faccia non va da spese, e 10 milioni al mese, e gaia, scuola e gloria, ma se sono la poltrona